Signori e signore, tra pochi minuti, tra una decina di minuti, presso il viale dei Tigli, alla destra della villa, si svolgerà una cerimonia e subito dopo il lancio del buchino. Loro sono gli spogli, ci sarà la cerimonia. Pronti? Sì. Pronti? Allora. I quali sposi si stanno avvicinando, vi invito tutti ad alzarvi in piedi. Ecco avanzare lo sposo, bellissimo, il suo abito finale. Terminiamo con un applauso per lo sposo. Ben arrivate, allora prendete posto qua davanti al settorino. Bene, ben arrivati a tutti, buona domenica, benvenuti in questa prestigiosa dimora di Villa Valier. Ringraziamo in primis la famiglia Alcorò per l'ospitalità, ringraziamo gli sposi. In qualità di rappresentante del comune di Mira voglio dare inizio alla cerimonia del rito del matrimonio, dove voi sposi verrete presentati alla comunità e sposati secondo le usanze della nostra città. Carissimi sposi, siete disposti nella nuova via del matrimonio ad amarvi ed onorarvi l'un l'altra per tutta la vita? Sì. Siete disposti ad accogliere responsabilmente e con amore i figli che vi verranno donati e ad educarli? Sì. Bene, ora vi invito ad alzarvi in piedi. Se dunque è vostra intenzione di unirvi in matrimonio, datevi la mano destra. Ed esprimete davanti a questa comunità il vostro consenso. Io ripeterò la frase di rito e voi risponderete sempre sì. Io, Anico, prendo te, Nicola, come mio sposo e prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, di amarti ed onorarti tutti i giorni della mia vita. Confermi questo tuo impegno, Anico? Sì. Io, Nicola, prendo te, Anico, come mia sposa. Prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, di amarti ed onorarti tutti i giorni della mia vita. Confermi questo impegno, Nicola? Sì. Confermiamo quindi il consenso che avete manifestato davanti a questa comunità e tutti insieme conveniamo alla vostra unione. Il prossimo momento è un momento molto toccante e molto significativo all'interno della cerimonia, è il rito dello scambio degli anelli. Celebriamo ora appunto il rito dello scambio degli anelli nuziali. Gli sposi che li porteranno custodiscano integra la loro fedeltà e vivano sempre nel reciproco amore. Nicola, prendi l'anello. Io, Nicola, ricevo questo anello
Ricevi questo anello, segno del mio amore segno del mio amore e della mia fedeltà. e della mia fedeltà. Anico, Nicola, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Vengano questi sposi protetti per sempre e posti sotto la benedizione di questa comunità. Guardi l'umanità intera con benevolenza a questi sposi che oggi si sono uniti con il rito nuziale. Accogliano gli sposi l'augurio di tutti noi, perché nel dono reciproco dell'amore allietino di figli la loro famiglia e la loro comunità. Vivano a lungo nella prosperità e nella pace con tutti gli amici che li circondano. Conservatevi uniti nell'amore, la serenità sia con voi e rimanga sempre nella vostra casa. In questo momento voi siete già ufficialmente sposati, marito e moglie, però prima di fare il proclamo finale io vi invito a cogliere una rosa da questo cestino. Una anche te, Anico. E diamo inizio al rito della cerimonia delle rose. La cerimonia delle rose è semplice ma profondamente toccante. La sposa e lo sposo, Anico e Nicola, si scambiano 2 rose, simbolo del dare e ricevere il loro amore reciproco per tutta la loro vita. La cerimonia delle rose si celebra anche come simbolismo in tempi difficili, per perdonarsi l'un l'altro. I doni del vostro amore sono stati oggi, giorno del vostro matrimonio, le fedi nuziali, che rappresenteranno sempre una manifestazione esteriore dei vostri voti di amore e di rispetto e una proiezione pubblica del vostro impegno che avete manifestato l'uno per l'altro. Quello che resta però come titolo più onorevole che possa esistere tra un uomo e una donna sono i titoli di marito e moglie. Oggi il vostro primo dono d'amore come marito e moglie sarà quello di regalarsi una rosa. In passato la rosa era considerata un simbolo di amore e una rosa ha sempre significato una sola cosa: ha significato le parole ti amo. Quindi è opportuno che oggi il vostro primo dono come marito e moglie sia scambiarsi e donarsi una rosa. Nicola, ti invito ad offrire il tuo primo dono come marito a tua moglie. Sembra un piccolo gesto, ma questo gesto vuole essere un omaggio alla donna che tu ami. Tu la raffiguri e la raffigurerai sempre così, il tuo fiore. Una cosa meravigliosa, di cui vantarti ed apprezzare in maniera crescente giorno dopo giorno, per tutta la vita. Ora anche te, Anico, offri il tuo primo dono a Nicola, da moglie a marito. Questo fiore rappresenta il simbolo della tua bellezza, della tua purezza, un simbolo che rappresenta anche il profumo e la fragranza della tua giovinezza. In un certo senso, una cerimonia di matrimonio è così. In qualche modo domani potrà sembrare niente di diverso da ieri, ma in realtà oggi, proprio adesso, vi siete donati e avete ricevuto uno dei doni più preziosi della vita, un fiore, il simbolo di un amore vero e duraturo che vi accompagnerà con devozione nel corso della vostra lunga vita matrimoniale. Anico e Nicola, vi chiedo, ovunque mai sarà la vostra casa in futuro, sia essa una casa grande ed elegante o una casetta piccola e graziosa, che voi due trovate un posto dove tenere queste 2 rose e ogni anno, quando festeggerete il vostro anniversario di matrimonio, il vostro impegno sia quello di scambiarvi ancora 2 piccole rose,
per rinnovare il vostro matrimonio, le promesse che vi siete fatti e un consolidare anno dopo anno il vostro matrimonio basato sull'amore che oggi vi siete giurati. In ogni matrimonio ci sono momenti in cui è difficile trovare le parole giuste. Qualche volta potrebbe essere difficile dire mi dispiace, oppure ho bisogno di te, o io sto male. Se questo dovesse accadere, oppure se semplicemente non trovate queste parole, lasciate una rosa vicino a quella che vi siete scambiati e vedrete che quella rosa saprà dire molto di più di tutte le parole che non sarete riusciti a dirvi. Quella rosa significherà ti amo ancora e chi la riceverà dovrà accettarla per il valore che sta a significare e farvi ricordare l'amore e la speranza che entrambi oggi condividete. Dopo questo momento, che spero sia entrato un po' nei vostri cuori perché è un momento un po' particolare, dove si manifesta proprio il romanticismo e tutto l'amore che voi avete manifestato nel periodo in cui vi siete conosciuti e che oggi consacrate qua, dichiariamo formalmente il vostro matrimonio. Vengano questi sposi protetti per sempre e posti sotto la benedizione di questa comunità. Guardi l'umanità intera con benevolenza ad Anico e Nicola che oggi si sono uniti con il rito nuziale. Vivano a lungo nella prosperità e nella pace con tutti gli amici che ora li circondano. Conservatevi uniti nell'amore. La serenità sia con voi e rimanga per sempre nella vostra casa. Abbiate benedizione nei figli, conforto dagli amici, vera pace con tutti. Accertata quindi la volontà di Anico e Nicola di unirsi in matrimonio, viste le loro dichiarazioni di consenso, proclamo con gioia ed onore Anico e Nicola, marito e moglie. Lo sposo può baciare la sposa e sottolineiamo tutto con un grande applauso. Bene. Prima di congedarci da voi, voglio farvi firmare l'atto di celebrazione, consegnandovi anche un certificato di matrimonio che ora sigleremo insieme alla presenza dei nostri testimoni. Brindisi omaggiando i partecipanti. Brindano. Omaggiando tutti i partecipanti e l'augurio di tutti noi per questi sposi. Grazie a tutti per aver partecipato, grazie agli espositori che hanno contribuito a questa cerimonia, grazie ancora alla famiglia Corò che ci ha permesso di organizzare all'interno di questa meravigliosa struttura. Ecco, finché salutiamo gli sposi che tornano, che vanno al loro ricevimento, preghiamo le future spose e le signore presenti, ma anche la neosposa, di fermarsi per la gara di lancio del bouquet, qui sotto il viale dei Tigli. Allora, non vince chi prende il bouquet, ma chi lancia il bouquet più lontano, quindi una alla volta le partecipanti lanceranno il bouquet alle loro spalle e il bouquet che arriverà più lontano sarà il bouquet vincitore. Quindi diamo il via alla gara. Anico, eccolo qui. Adesso le spose che vogliono farsi avanti vedono Di Cantiere 34 che probabilmente ci sente di uscire visto che il pacchetto weekend
Prossima concorrente Barbara. Forza Barbara, niente da fare, sempre in vantaggio Jessica. Prossima concorrente Sara, forza Sara. Jessica ha fatto il vuoto. Jessica poi sa che la vincitrice passerà all'antidoping. Alice, quasi Alice, quasi. Finora secondo posto, ma non basta. Prossima concorrente Silvia, forza Silvia. Si avvicina ma non basta. Jessica trema ma rimane in testa. Forza Daniela. Troppo alto Daniela, troppo alto. Troppo alto, ci vuole anche una certa tecnica oltre che tattica. Prossima concorrente Lisa. Facciamo un applauso di Bravo ai concorrenti, forza Lisa. Carica Lisa. Quasi per pochi centimetri. Sabrina la prossima concorrente. Niente da fare Sabrina, rimane Jessica, è stato il secondo lancio, il primo lancio in assoluto. Veronica, forza Veronica, forse se lanciava dritto Veronica riusciva a superare Jessica che rimane ancora imbattuta. Fabiola ha rischiato di colpire Mauro, lancio potentissimo ma corto. Sempre Jessica, abbiamo altre concorrenti? Sì. Laura. Forza Laura, niente da fare, Jessica ancora imbattuta. Signora può partecipare. Se batte tutte queste giovani spose diventa il mito della giornata, signora. Aspetta che devo ancora più, dopo esempio. La signora, la vara in giro di 1 metro, la signora, il nome? Carla. Signora Carla, forza signora Carla. Vada! Però la signora Carla quasi. Forza signore, altre concorrenti? Altre concorrenti, altrimenti Jessica 1, no, c'è una concorrente. Daniela? Niente da fare. Abbiamo altre partecipanti? Signora Daniela? Anzi, la signora Alessandra, forza Alessandra. Niente da fare, Jessica rimane ancora lì, imperterrita, prima classificata. Forza e coraggio! Signora Daniela? Lancio cortissimo. Annalesi, vuoi lanciare? Ma così! Andiamo nei drone! Dove? Da qua, da qua. Annalesi si avvicina a Jessica. Allora abbiamo altri partecipanti? No. Sembra di no. Altri partecipanti 1. Altre partecipanti 2. La figlia! Altre partecipanti 3. Niente, vincitrice è Jessica. Per il meraviglioso bouquet però, che ovviamente è fatto apposta per il lancio, ringraziamo la fioreria Lucarda di Otago.
E Silvia, se vuoi consegnare ufficialmente, eccolo qua, facciamo consegnare da Silvia il premio offerto gentilmente dal cantiere 34 dall'agenzia di viaggi di Dolo, che poi potrete visitare all'interno della villa. E viva Jessica, la foto che entrerà negli annali. Di nuovo evviva gli sposi e viva Jessica. Signori, buon proseguimento.